Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che sono sempre fuori tempo, non riescono mai a stare sul pezzo, sono sempre persone che devono essere incoraggiate, devono essere richiamate, devono essere seguite anche se hanno 50 anni. Tanti, anni fa, ho incontrato una signora che mi disse, chiaramente il marito l'aveva spedito, ma quando vivevo con quest'uomo gli dicevo: "Vai fuori a prendere il pane", lui usciva per far la spesa, torno al telefono, torno fra 10 minuti, 3 ore dopo ero io che dovevo cercarlo per il semplice fatto che avevo incontrato un amico, aveva incontrato un'amica, aveva visto qualcosa, insomma era sempre fuori tempo. Non c'erano mai degli orari fissi per mangiare ed era praticamente un inferno. Ma prima di iniziare questa micro pillola del vostro Maledetto Veneziano, vi chiedo di iscrivermi sul canale di Eldegara Maledetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social. Qui sotto trovate il link in descrizione. Se eventualmente, come si suol dire, cercate gli ebook gratuiti, potete trovare nel nostro sito ilcapitano.altreviste.org o anche nei social. Se lasciate un bel like non fa mai male, fa sempre bene, incoraggia bene. E poi non contattatemi più di se non per consulenza privata, consulente professionale, 20 € 45 minuti, eh. Se volete fare domande sotto nei social. Ciao Scudo, grazie di bravo Scudo, perfetto. Quindi, come si suol dire, poi nel sito capitano.attivisti.org abbiamo anche una sezione shopper, chi vuole, dei servizi professionali da Eldegard o Maletto Venezia. Bene, iniziamo un po' questo discorso che, ci tenevo perché periodicamente mi contatta qualche committente e mi dice: "Guarda, io non ce la faccio più, abbiamo pattuito che a mezzogiorno si mangia e c'è sempre qualcosa che non funziona. C'è sempre qualcosa che non funziona perché, tutti sanno che ormai il pesce dalla testa fa qualcosa, no, quindi, in questo caso qui il capofamiglia è l'uomo generalmente, chiaro che comanda sempre la donna, però diciamo che a tavola almeno la presenza maschile ci vuole. E queste mie committenti questo è un esempio del tavolo, ma anche fare i pagamenti, andare in posta, aiutare a lavare i piatti. Cioè questo arriva a casa, mi dicevano: "Questo arriva a casa perché ha lavorato fuori, si mette lì come un sacro Buddha e incomincia a giocare online ai vari giochini." Chiaro che poi dopo mia moglie si stanca e lo sbatte fuori. Però, ci sono alcune donne che questo passo importante non possono farlo per vari motivi, perché hanno i figli che sono piccoli e lui è l'unica fonte di guadagno, destra e sinistra. Oggi vostro Marietto con Hildegarda, hanno dato all'umanità praticamente, perché questo circuito molto probabilmente ci sarà anche quando io non ci sarò più, un circuito che serve per rinforzare e per attivare questi, come si suol dire, queste mancanze, no, mettiamo è chiaro che bisognerebbe fare un sigillo salomonico, scusate, oppure un ciondolo con le varie vibrazioni per limare un pochettino, ma in una via economica il vostro marito veneziano, mhmm, ha fatto questo circuito qui, che ne ho già parlato ampiamente in una prima pillola. Questo circuito a cosa serve? Serve a ridare un po' di carica energetica, però è chiaro che se la vostra compagno o compagna ha qualche pecca a livello di orario, dovete scrivere, ad esempio, che rispetti gli orari o che, come si suol dire, mantenga le parole date, eh. Se non sapete come si usa questo circuito lo potete andare a vedere la pillola che ho fatto, prima, mezza un paio di ore prima. Quindi quando succede che in casa c'è sempre prima di spedirlo, perché poi sapete che se tu mi stai guardando, sei quel tipo che arriva sempre in ritardo, stai tranquillo che qualcuno ti sta pensando di metterti sullo scivolo, perché se si è ordinati un po' fuori, si è ordinati un po' dentro. Se si è disordinati fuori, dentro chissà che macello. Quindi non si può costruire niente, è inutile illudersi: "Io sono creativo, io sono un artista." Le cose funzionano solo bene quando c'è ordine, giustizia e ordine. Se voi insegnate bene ai vostri figli, di conseguenza chi prenderà i vostri figli sarà felice, no, lo fate anche per i vostri figli in un certo senso. Se il padre
che deve arrivare a tavola a mezzogiorno, non arriva, o la madre che deve cucinare a mezzogiorno, si mette a cucinare a mezzogiorno e mezza, capite che il gioco si blocca, no? Il gioco si rompe. È come se voi vi attivano per un lavoro e poi arrivate sempre mezz'ora in ritardo. Una famiglia così non si costruisce, questo è chiaro. E allora bisogna trovare tutte quelle stampelle, tutte quelle carrozzine che portino a non a una deflagrazione o non a una entropia alla famiglia, ma a dei piccoli aiuti vibrazionali. Poi l'ho sempre detto, è chiaro che influisce il sottosuolo. Se uno è andato a costruire una casa dove ci sono delle falde, è chiaro che ogni volta che piove o c'è un flusso, deflusso di acqua, a livello energetico la persona nel suo campo eterico ha dei colpi, no? E quindi molte volte non è neanche colpa sua se delle famiglie litigano a destra e a sinistra. È una via di mezzo fra il karma e chi se la va a cercare. Quindi vi ricordo questo circuito, se avete persone che non son troppo centrate negli orari, perché e voi ci tenete, anche perché ve l'ho sempre detto, quando uno è centrato fuori, è centrato anche dentro. Se uno predica bene fuori, poi dopo vedete che nei risultati non è mai puntuale, un pranzo è sempre di mezz'ora di differenza, voi siete lì che gli avete detto: "D'ora in avanti si mangia a mezzogiorno", ma non perché, ma tutti prendono un ritmo e questo ritmo lo porteranno nella famiglia che verrà dopo. Se a un ragazzo, questo parlo per uomo ma anche per figlio, se un ragazzo vede che a casa c'è l'anarchia, di conseguenza lui diventerà un anarchico, capite? Quindi è chiaro che bisogna impostare un discorso chiaro per tutti. Mi viene sempre in mente questa signora che mi diceva: "Guarda", io mio marito gli dicevo: "Guarda, non ho preso o il pane, non c'è pane, vai fuori a pre" "Sì, sì, per 10 minuti sono qua." Dopo 3 ore cercava in giro per il paese dove era andato a finire il marito. Una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, alla fine questa signora ha preso lo scivolo e l'ha fatto scivolare come un calcio nel fondoschiena fuori di casa. Perché così non si costruisce niente. Allora Marietta e il De Gada hanno costruito questo bellissimo circuito in cui rinforzano questi campi, eterici delle persone che magari sono un po' claudicanti. Questo è un piccolo aiuto. Questo circuito può funzionare in tante direzioni per rinforzare i campi vibrazionali, e di onde di forma delle persone. Però in questo caso qui potrebbe essere utile perché dà una piccola spinta. Certo non si può gridare il miracolo, ma la sua bella figura la farà. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e mi raccomando, se è la prima volta che vedi questa pillola o il maretto veneziano, iscriviti che così ti fai un regalo. Grazie caro amico. Certo scudo, hai ragione anche te. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.